Si prenderà tutto il tempo a disposizione, non ha fretta Luigi Brugnaro. Nella prossima giunta, ha precisato, ci saranno persone competenti e che soprattutto ci hanno messo la faccia. Il totonomine è aperto, capitolo vice sindaco. In pole position Gianangelo Bellati, ma per lui c'è la possibilità concreta di fare il segretario generale in regione. In quel caso pronti Francesca Zaccariotto, a cui andrà comunque un assessorato, o Alberto Semenzato, segretario della Lega Nord veneziana. Sicuri di un posto in giunta Renato Boraso, si parla di bilancio e trasporti, Marta Locatelli e Simone Venturini, a cui potrebbe andare il commercio. Dietro di loro una serie di aspiranti più o meno accreditati. C'è Giovanni Giusto, consigliere del Carroccio uscente, che durante la conferenza di insediamento è sempre stato al fianco di Brugnaro, Maurizio Crovato, ex giornalista Rai, e Michele Zuin come rappresentante di Forza Italia. Possibile un riconoscimento, resta da stabilire con quale assessorato e di che peso, all'area popolare rappresentata a Cafarsetti da Ugo Bergamo e Roberto Pancera.